berlusconismo deve contenere una certa autocritica per noi, perché l'aziendalizzazione dell'istruzione è cominciata col centro-sinistra. Io vorrei che... perché sennò anche culturalmente, pensate il giorno in cui io ho cresciuto 5 nipoti, pensate la volta in cui mi hanno portato la pagella e non ho trovato più i voti, miei nipoti, e ho visto che giovani erano già o creditori o debitori, e che attraverso quel sistema di valutazione, ma guardate, attraverso quel sistema di valutazione imparavano lentamente, in forme subliminali, che la società e il mercato sono un'equazione. Che cos'è la società? È il mercato. Che cosa significa essere cittadino? Significa essere possibilmente un creditore, se va male un debitore. Ma guardate, noi siamo stati succubi, subalterni culturalmente a una certa idea della riorganizzazione efficientistica, si diceva meritocratica, tanto diciamo per mettere una foglia di fico, sull'aziendalizzazione. E anche la sanità abbiamo immaginato che dovesse essere governata con una logica aziendalistica, lì capolavoro. Per cacciare la politica abbiamo fatto le aziende e siamo riusciti a coniugare il peggio della lottizzazione politica col peggio di un aziendalismo, diciamo, deteriore. Insomma, allora, ecco, io siccome veramente penso di condividere con voi l'ansia di un congedo, no? Congedarci dall'Italia peggiore, congedarci da quella sequenza di luciferina volgarità, di propensione alla contumelia nei confronti dei lavoratori, quell'Italia che abbiamo conosciuto, l'Italia di Tremonti, di Sacconi, di Brunetta, di Bondi. Siccome veramente ci vogliamo concedere da questa Italia, dobbiamo seppellire il berlusconismo, ma compagni e compagni, il berlusconismo non è una proprietà privata del centrodestra. Il berlusconismo è un codice culturale che dice di noi, di tutta Italia, riguarda la destra e anche la sinistra. Ecco, allora penso che dobbiamo ricominciare, dobbiamo aprire un cantiere. Dobbiamo confidare nel fatto che è matura la domanda di cambiamento nella società. Essa ha una dimensione continentale, appunto, perché l'Europa che sta fuggendo dalla propria nobiltà e dalla propria storia migliore. È l'Europa d'Atene che sta paradossalmente negando che nella modernità ci possa essere la democrazia. O è democratico un paese nel quale il popolo elegge un Parlamento nuovo, vincono i socialisti, fanno un nuovo governo e poi si presenta la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale e gli dicono: ho fatto questa riforma, chiamano riforma ogni tipologia di macelleria sociale, tanto che bisognerebbe veramente riesumare il significato autentico delle parole, perché se non fate così, se non tagliate gli stipendi del pubblico impiego, le pensioni, non rinunciate a pezzi considerevoli di welfare, noi vi mandiamo nel precipizio del default. È così in Gran Bretagna, dove abbiamo visto una piccola sequenza che sembrava un remake di cose che rimandavano alla Parigi del 1789. L'automobile del principe Carlo e della sua consorte, ma guardate, la fotografia sono sempre maleducati quelli dei movimenti. La fotografia era impressionante, un turbamento
perché appunto era dai tempi della rivoluzione francese che uno non scuoteva un principe o un monarca per dirgli: oh, quello che accade in Francia, io ho visto le manifestazioni a Parigi, una quantità di scioperi generali proclamati da tutte le sigle sindacali. Lo dico perché in Italia soltanto parlare di sciopero generale ti dà la sensazione di dover ricevere un avviso di garanzia. Quei lavoratori che in tutte le nostre manifestazioni si appropriano della tribuna per qualche minuto, sforano tempi. Ma perché sapete da quanto tempo cercano di trovare un luogo pubblico in cui raccontare la condizione frammentata di un mondo del lavoro che si è perso il mondo, di un mondo dei lavori, dove i lavoratori e le lavoratrici sono sempre più soli, sempre più privi di voce, sempre più in difficoltà nel trovare una tavola a cui consegnare la propria disperazione, il proprio disagio, la difficoltà di avere un'interlocuzione. Ma scusate, che mi frega di abbattere un governo o di fare le elezioni anticipate se al centro della contesa non metto la dignità e la vita di quella gente? Che mi frega? Di che parliamo? Che cos'è? A Bersani che dice: piuttosto che parlare di primari parliamo di lavoro, io dico sì, bene, sono in attesa di sentire una parola su Marchionne. Ho sentito le parole di Chiamparino, le parole di altri dirigenti del PD, che considerano Sergio Marchionne un'icona della modernità. Siccome io penso che Marchionne sia il protagonista di una poderosa modernizzazione regressiva, quella che porta in forme nuovissime, in technicolor, in forme cibernetiche, telematiche, metteteci tutte le parole che volete, ci riporta all'Ottocento, ci riporta alla condizione nella quale appunto viene spappolata la classe lavoratrice e viene ridotto a una somma di singolarità senza potere contrattuale. Non hai un giudice se vieni maltrattato, ma c'hai un arbitro. Non hai più uno statuto dei tuoi diritti, perché i diritti non sono più in capo al lavoratore e alla lavoratrice. I diritti sono in capo al lavoro, e siccome il lavoro è proprietà privata del mercato e dell'impresa, oggi i diritti sono quelli dell'impresa e non quelli del lavoratore. È cambiata la Costituzione materiale del nostro Paese. È una repubblica televisiva fondata sul diritto al licenziamento e sulla trasformazione del lavoro in una funzione neoservile. Questa è la verità. Oh, scusate, non so, i racconti dei lavoratori, quando i lavoratori ci raccontano per me, che ho fatto per tanti anni il giornalista, e qualche volta ho voluto raccontare quelle cose che ascoltavo, e ho ascoltato cose in teatri di guerra, nei mondi dei campi profughi, nelle vicende desolate del terzo mondo. Ma quando ho sentito i lavoratori tante volte in Italia raccontarmi dei muscoli spezzati, questa espressione mi ha sempre impressionato molto. E quando poi mi hanno raccontato che uno studio di medici commissionato dalla CGIL ha dimostrato che un lavoratore che vive in uno stabilimento Fiat, che entra a 20 anni in quello stabilimento, all'età di 30 anni ha la condizione psicofisica di un cinquantenne, cioè 10 anni della vita in fabbrica si mangiano 30 anni della vita ordinaria di una persona. Ma si può parlare di questo? A quelli che mi dicono modernità, che ripetono come in una specie di attività onanistica permanente, no? Quelli che modernità. Ma la modernità non doveva significare che la gente poteva lavorare soffrendo e faticando di meno, visto che ci sono le tecnologie, visto che c'è il progresso scientifico. La modernità non significa attenuare il tasso di dolore e di alienazione nel mercato del lavoro, o soltanto una modernità dal lato tuo, che è la possibilità di serializzare lo sfruttamento, di
costruire una industria planetaria, a rete transnazionale, che è in grado di fare delle cose strepitose, come mettere in contrapposizione, in competizione 3 miliardi di operai della fabbrica globale di Cindia, India e Cina, con 500 miliardi di operai dell'Europa e del Nord America, no? Di metterli in competizione. E noi, che abbiamo fatto le guerre per l'esportazione dei diritti umani, di fronte al cancello di una fabbrica cambiamo vocabolario, perché in Cina, dove i diritti umani li violano con una certa professionalità, sapete cos'è stato il fenomeno dei suicidi operai in tutto il Guangdong e poi nella Cina, a cominciare dai suicidi di massa che ci sono stati a Shenzhen, nelle manifatture di Shenzhen. Beh, quella diventa un modello per cui noi faremo come la Cina. E da ragazzino lo dicevamo, però avevamo altre idee, pensavamo un'altra cosa, non pensavamo che il cinese sarebbe stato Marchione e che la Cina sarebbe stato un modello disumano di turbocapitalismo con pure l'aggregato della dittatura del partito unico. Che sfiga, tutte le cose insieme, diciamo. Ci vuole anche un po' di giustizia in quel paese. Ma per dire, qui siamo. Cos'è il progetto di alternativa? È discutere di questo o no? Quello che io sto dicendo, finisco, è un discorso minoritario, è un discorso estremista, è un discorso che si rivolge a una platea molto selezionata, oppure è un discorso che riguarda tutti, anche le imprese. Come sta il popolo delle partite IVA nel nord-est? Perché non si torna qui a fare inchiesta su questo che è stato uno zoccolo duro del leghismo e del discorso pubblico del centrodestra? C'è coincidenza di interessi tra Marchionne e le partite IVA? Sarebbe interessante che noi sfidassimo i centristi su questo terreno. Io penso che noi non dobbiamo dare alibi a nessuno. E quindi vogliono fare l'alleanza con i centristi? Accomodatevi, discutiamo. Voglio capire per che cosa, quale Italia, no? E a Casini, io gli faccio sempre questa domanda: Pier, caro Pier, no? Ma tutte quelle, io mi ricordo i neocatecumenali che cantavano Risorgerà in piazza San Giovanni il giorno del Family Day, perché ho seguito su Sky tutta quella giornata. Le famiglie del Family Day sono state martoriate dal Gay Pride o dalle finanziarie di Tremonti?